Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Trapani che è in cerca della sua anima gemella. Ve lo presento subito, ciao. Ciao, Come ti chiami? io mi chiamo Alastro Antonino, Antonino, quanti anni hai? ho 30 anni. 30 anni. E tu praticamente sei in cerca della tua anima gemella? Certo. Della tua ragazza ideale? Intanto soprattutto io voglio sistemarmi a lavorare affinché io possa dire adesso posso farmi una famiglia, avere pazienza di tutto ciò e allora andare avanti per un matrimonio, perché io ancora la penso, perdonatemi, all'antica. Esatto. Sei praticamente un ragazzo all'antica ancora. Sì, a me piace veramente, io credo ancora all'amore. Siamo nel 2007, ancora Antonino Alastra crede all'amore. Esatto. Ascoltami, dimmi, allora ti faccio la solita domanda, Sì. la famosa domanda. Secondo te che cos'è l'amore? Allora, l'amore non è altro che un sentimento che si parte dal proprio cuore. Beati quelli che la conoscono, ma non tutti. Oggi la gioventù di oggi, soprattutto dai 20, 18, 15 anni, ancora non lo conoscono e per loro non è altro che un divertimento, il sesso, la solita cosa. Pensano sempre a una cosa praticamente. Sì, ma però bisogna capire che nella vita non si può vivere sempre soli. Certo. Quindi Tu quanto tempo è che sei solo? io dall'anno scorso, da ottobre, sono stato fidanzato per 4 mesi e mezzo, ma comunque Non siete andati d'accordo? no, la cosa non andava, allora meglio pensarci prima che dopo. Certo. Io sono un uomo preciso, credo nel Signore, perché il Signore è amore, è libertà, nel nome di Gesù. Secondo te l'amore eterno esiste? Sì, certo che L'amore a vita esiste? l'amore a vita eterna esiste, però ha detto Gesù, non dite Signore, Signore, io di qua, io di là, ma saranno i miei fratelli e le mie sorelle che avrà fatto la volontà del Padre mio. Certo. Allora, Va bene Antonino. Parliamo invece della tua anima gemella. Che tipo di ragazza saresti interessato a conoscere? intanto io credo che la ragazza giusta, ideale, non si basa soltanto dalla bellezza esterna, ma due punti, apri parentesi, ma dall'aspetto interiore, perché quel che conta di più, molto più, È il carattere. è il carattere, Giusto, la parte interiore. giusto. Grazie. Vabbè, che età la dobbiamo cercare? Partiamo da una base. Magari anche da 28-30 anni. Dai 28. Dai 28 Facciamo dai 25 che è meglio. Dai 25 a salire. Fino ad vabbè. arrivare a un'età di 35 anni anche. Sì, certo. ma io non credo se si è più grande, se è più piccoli, ma quel che conta è l'amore. È l'amore. Cioè praticamente Quindi l'amore non ha età. quello che conta è esatto, che tu praticamente te la passi con questa ragazza. L'importante è che che ci si vai vada- d'accordo e sì. vi volete bene soprattutto. Certo, ci mancherebbe altro. Va bene, dovrebbe lavorare o non ha importanza? Ma io Attualmente tu non lavori, per adesso non sono. quindi sei in però cerca di un lavoro. Io sto facendo da sacrifici, cioè sto frequentando un corso sala bar a Rice Beach che finirà a dicembre, ma oggi posso dire che ci stiamo incanalando, mi sto Esatto. incanalando veramente. Mi hanno dato ieri la divisa di cameriere, ne sono contento, ce l'ho a casa, nella crocetta, Certo. Ogni tanto magari te lamenti, magari per. ma ancora si debbono accorciare i pantaloni. Esatto, con i pantaloni lunghi. Ma i pantaloni tutti si debbono accorciare, perché non c'è certamente. una misura, già io prendo e già Già è fatta. Magari forse fra 10 anni, fra 20 anni inventeranno i pantaloni, quelli misura unica che praticamente te li metti e già sono praticamente ti stanno a pennello. Ma attualmente non ci sono. certo, Giusto? certo. Va bene, ascolta Antonino, tu praticamente in onore di queste ragazze che ti chiameranno, tu che cosa ci farai sentire questa sera? Perché so anche che tu sei bravo a cantare. Sì. Tu ci vorrai cantare naturalmente qualche brano, giusto? Sì, Che tipo di brano? Allora, questa canzone è una canzone che mi ha colpito dal 95 fino adesso e magari mi sto anche emozionando. Finalmente tu da Rosario Fiorello. Finalmente tu. Va bene, allora amici telespettatori, vediamoci l'esibizione di Antonino Alastra da Trapani che si esibisce per le telespettatrici che lo vorranno contattare. Ok? Vai. Senza base? Eh? La base non c'è. Normale. Allora. Cadono dall'orologio i battiti e non finiscono. Mi
dividono da quegli immensi attimi rinchiusi nelle braccia tue. Corrono dell'orologio i battiti e mi riportano. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Wow, wow, un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Corrono manovre incomprensibili, irraggiungibile realtà. Nel telefono quegli occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tira tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi. E poi finalmente tu tira tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Oh, un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Grazie. Bravissimo. Hai detto naturalmente tutto dall'inizio alla fine. Sì. Perché ti volevo interrompere, ma solo che una volta che c'era il CD messo giustamente. Si può Vabbè. vedere. Allora, perciò Antonino, allora tu questa canzone praticamente la dedichi alle ragazze che ti dovranno chiamare. Io la dedico con tutto il mio cuore, perché io l'ho cantato con tutto i miei sentimenti. No, ma si è visto d'altronde. Questa canzone è proprio una canzone veramente che mi ha colpito nel 1995, avevo 19 anni e mi ha colpito veramente. È una canzone veramente che ha significato, Esatto. perché Fiorello non è una persona qualunque, non è Tatao, No. è una persona all'altezza della situazione, Esatto. è molto bravo. Va bene. Ok, cosa possiamo dire alle telespettatrici che ti stanno guardando? Tu vuoi dire qualcosa, vuoi lanciare un messaggio? Sì. Bellezza, guardami. Io vorrei dirti, accettami di quello che sono, forse ti sono simpatico già, ma se ti sono così, non lo so, accettami di quello che sono e di quello che ho cantato per te, amore mio. Perché mi guardi così attentamente? Forse ti piaccio. Ti mando un bacione grosso. Ti amo, ciao. Bravo, bravo, delle belle parole. Queste praticamente erano dedicate alle telespettatrici che ti stanno guardando. Ah, io vorrei dedicarti anche una bellissima poesia. Vorrei averti tra le mie braccia per sentire il calore del tuo corpo. I tuoi occhi sono pieni di gioia e pieni di una luce meravigliosa risplendente la natura. Con tanta speranza a cuore di Dio vorrei dirti che ti amo, ma se tu a me non vuoi credere, farò tutto possibile di te per non perdere quell'immenso amore che circonda il nostro cuore. Infine concludo questa poesia rivelandoti essere innamorato. Ti amo. Amore mio, baciami. Ciao.
Bravissimo, bravissimo. Ora però dobbiamo fare una cosa veloce perché già quasi non quasi dobbiamo chiudere. Per cui cosa possiamo dire alle telespettatrici? Che per tutte quelle che vorranno contattarti potranno chiamarti al tuo numero telefonico che stanno vedendo in sovraimpressione. Sì. Ok? Sì. E non lo so, che altre cose possiamo parlare? Non so. Ma io... I tuoi hobby. Parliamo dei tuoi hobby. Allora, i miei hobby intanto... allora, la prima cosa è che io amo molto il Signore perché mi ha dato la vita e lo amo. Tu vai in tutto. chiesa spesso? Sì. Ci vado continuamente perché il Signore mi ascolta. Dice il Signore, parla con le tue parole e io ti ascolterò con le preghiere del cuore, naturalmente. Certo. Le preghiere memoriali non servono granché, però sapete com'è. Certo. Comunque il Signore, un altro mio hobby è, a me piace Passeggiare. culturismo. Ah, fai culturismo. Madonna mia. Sì, dai, ancora siamo a niente. Esatto, perlomeno crescono. Io lo faccio per i fatti miei a casa mia, faccio un certo. mare di flessioni. Quello, lo sai, Certo. da Giustamente piccolo, la cura del corpo. da piccolo che ho questa passione. Giustamente alle passioni uno Certo. deve andarci dietro. Ok, amiche telespettatrici, ripetiamo, per chiunque di voi fosse interessato a conoscere Antonina Lastra, 30 anni di Trapani, con questa grande passione del canto che voi stessi avete sentito, c'è anche una grande passione del culturismo, è anche un poeta, per cui può farlo chiamando direttamente il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ok? Chiamate perché Antonino è qua che aspetta e aspetta. Perciò non vede l'ora di ricevere le vostre telefonate, per cui chiamate, ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Antonino. ciao amiche. Ciao ciao. Oh yeah.